Oggi sono a San Zeno di Montagna con Stefano Lorenzi, alla Taverna Cusso, perché qui ho deciso di pranzare in giardino. Nel senso che la materia prima adesso la troviamo qui, vero? Sì, qua abbiamo un bel giardino proprio. Andiamo a raccogliere. Per esempio, la maggiorana, che serve anche questa per fare degli oli profumati alle erbette, come volete, oppure in questo caso io la uso sempre per fare il mio base di erbette fritte da mettere sopra i gnocchetti di ricotta. Adesso stiamo raccogliendo Silene vulgaris. Che serve per? Questo qua serve, usiamo come erbette fritte da decorazione sopra i nostri gnocchetti. E anche un bel bisomorto che era a fianco. Cos'è questo? Questo qua è il buon Enrico. Ah, e serve per? Questo è lo spinacino selvatico del Monte Baldo, cioè si trova un po' in tutte le montagne ed è molto buono questo. Perché cos'è particolarmente indicato? Ma questo puoi usarlo tipo un spinacio, proprio come uno spinacio, solo che è selvatico. Puoi usarlo per comunque fare fritture, saltato in padella come uno spinacio normale, minestra anche puoi usarlo, è molto buono. Che bella piantina però. Qua abbiamo trovato anche delle belle piantine di Salvia pratensis. Questa? Sì, questa qua. Aromatica? È una salvia selvatica, sì, sempre parte della famiglia delle piante aromatiche. È una salvia selvatica proprio questa. Che serve quindi per impreziosire? Sì, serve per preziosire il tutto e dopo anche è molto buona fritta questa. Sono tutte erbe spontanee queste, sì, Stefano? Sono tutte erbe spontanee e ho avuto questa passione. Me l'ha trasmessa il mio maestro, diciamo, Isidoro Consolini, una persona con cui lavoravo assieme. Certo. E andavamo in montagna a raccogliere le erbette, insomma, durante il giorno di riposo e veramente, guarda, è una cosa che vedo che la gente apprezza tantissimo. Che ricchezza c'è dentro queste erbe, Stefano? Beh, intanto il bello è di uscire da casa perché siamo fuori dal ristorante quando siamo tanto distanti e trovi tutta questa miriade di erbette che c'è un piacere anche raccoglierle vicino proprio al ristorante. È sempre una materia prima freschissima perché certo, basta uscire dalla porta del ristorante, la trovi nei prati vicini, poi crescono dappertutto, non è niente di... È la magia del baldo. La magia del baldo, esatto. Infatti lo chiamano l'orto botanico d'Europa. Quanti giorni al giorno vieni fuori, fai spesa? Tendenzialmente sì, dai, non proprio tutti i giorni, però cerchiamo di farlo il più spesso possibile. Oh, guarda qua, madonna, quasi la pestiamo anche, c'è della malva che è stupenda qua. Anche i fiori sono eduli, tra l'altro, della malva. La malva che invece viene utilizzata per che cosa, Stefano? Allora, in erboristeria la usano tantissimo per i ricotti diuretici e cose del genere. Io la uso come ingrediente per i nostri gnocchetti. Sempre cerco di usare più erbe possibili. A volte non ci si rende nemmeno conto che il patrimonio che abbiamo lo calpestiamo. Sì, è vero, è proprio sotto i nostri piedi a volte. Si può raccogliere tutto, Stefano? No, bisogna stare un po' attenti perché ci sono anche delle erbe che sono tossiche e c'è qualche erba anche letale, per cui bisogna raccogliere quello che si conosce molto bene. Io ho avuto comunque la fortuna di avere un buon maestro, per certo. Cui... È come per i funghi? Sì, è come per i funghi, siamo allo stesso livello secondo me. Adesso arriviamo alla parte più spinosa. Sì, esatto. Qua abbiamo le ortiche di montagna, state attenti quando le raccogliete perché queste sono veramente... Pungono abbastanza queste. E tu le usi per che cosa, Stefano? Questo sarà un ingrediente dei gnocchetti di ricotta che faremo dopo.
Ragazzi, guardate che spettacolo. Eccolo qua. Piatto nato in giardino ai piedi del Montebaldo. Questo è un primo, Sì, questo è un primo. fatto con le erbette, ma anche con altri ingredienti che arrivano Sì. da questa terra, Sì, vero? esatto, abbiamo la ricotta di mucca, la ricotta di pecora e abbiamo uno yogurt di capra sotto Che fa da base. Fa da base, esatto. Ah, Infatti lo chiamiamo nucchietto e 3 latti, perché nel senso nucchietto di ricotta e 3 latti. ma vi volete andare in montagna? Ah, Ma penso che mi fermo qua intanto. beh dai, è una bella tappa comunque, dai. Grazie davvero Stefano Lorenzi. Un'ultima occhiata, che spettacolo. E ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Ciao!